Cerea Madamin, Cerea Madamin, Cerea Musu, Cerea a tutti e benvenuti a nostra casa, settimanale umoristico piemontese, scritto e diretto da Mario Castagneri e Giorgio Lupica. È una produzione Musica Beat Torino. Tra i tanti problemi senza soluzione, in mezzo alle tante grane che non rinvengono l'esistenza, e potuto non fare a meno e constatare che la crisi di ospedali è una delle nostre preoccupazioni più grosse. Finché stiamo bene, finché la salute accompagna, tutti noi altri, con quel senso di opportunismo borgno che contraddistingue tutti gli uomini, agli ospedali e pensiamo proprio niente. Le cade al dolore adesso sono diventate anche le cade al bisogno. E da fesennì cavai dritto, pensando che il pronto soccorso manca ont la più bella delle ipotesi a scarseggio le binde, le garze, i disinfettanti, eccetera, eccetera. Eppure è proprio non che purtroppo si verifica. Provate a me un ricovero all'ospedale. Se va bene, e deve aspettare un paio di mesi, e se ha bisogno del ricovero è urgente, per ammalavi. La necessità di post-let diventa sempre più assilante, ma le cose continuano a stare come sono. Le mutue appagano gli ospedali senza soldi per non pagare i fornitori fanno più ingancio a niente, perciò i mezzi per alleviare le sofferenze umane scarseggio sempre più, e insomma quasi in tal 2000. E andiamo alla luna, ma se invece pensi alla luna e incamminai a buttare a posto le cose della terra, sarebbero a me. Avete custodito la notizia che i politici, e per politici intendo i partiti e tutti gli uomini politici che girano intorno, sono piace l'impegno e finanziare le cliniche per gli aborti, mentre i dottori sono tutti d'accordo e prestare la propria assistenza assolutamente gratis. Insomma, tutti d'accordo per non fare nascere, sarebbero a me che sono tutti d'accordo per non fare morire. Zeppo il posto non troviamo, mai per noi verrà. Fatti e cose del Piemonte commentati da Musu Pautas e Madame Bonin, impersonati da Beppe Moncalé e Luisella Guidetti. Cerea, Madame Bonin! Ma come mai con questa faccia scura? Ah, Cerea, Musi Pautas. Ma chi cosa pretende? Che una fumna quando va a fare la spesa sia allegra? Con i prezzi della roba adesso, anche la bagna cauda diventa un piatto pregiato. Senza contare tutta la confusione che pianto sulle varie dite con questa pubblicità del diavolo. Capia per esempio il detersivo. Una volta era saun e il gommo, e per finire la roba pulita bastava. Adesso è la puera che fa venire il bianco, poi quella del bianco. Poi quella che più bianca spelnen, insomma là, per vincere una carta fa sempre la figura del betè, perché è sempre qualcuno che secondo la pubblicità accusta meno e lava meglio. Ah, come che la ragione, Musi Pautas, come che la ragione? Ma le pamaxon, è proprio tutto cavanen. Capia per esempio i treno, tutte le feste, alle staine, da Roma, a cui calavio, fino a 20 ore di ritardo. A sfasia più presto del a Boh, per me, è la Cirialanska la fai a scuola alle ferrovie dell'estate. E continuiamo pure, un'altra cosa che va in Italia, sono le bilanze, camminando a quella di pagamento per finire l'alta, quella della giustizia. È vera, capire per esempio la bilancia dei pagamenti. Sì che bisogneria fare la tarea, e il nostro governo cosa che fa? Aumenta il canone della televisione. Una volta si diceva dai ne canabio, adesso è il caso di pi ne canabio sempre meno, intanto un dio l'auto arriverà con lì che butta tutti a posto. Come il con lui lì? Sarà lui per caso nostalgico anche chiel, ne? Ma cosa che la capì, Madame Bonin? Intendia parlare del suo trur. L'unico che butterà veramente a postuti
Ant la terra? Ah, ma smiava che chi ha la sautai se ne fuori con qualche fulairada. Comunque, nem per essere ad barbotun, ma cavada per soversa al di d'anchei, è proprio poco. E dirai, cara madama, che a volte a mia figlia aveva abitare gioca al football. Chi è la gioca al football? E perché? Sempre per poter più a causa qualcosa. Oh, ma che guarda come sono parcheggiate le macchine. Hai naie dappertutto, insieme ai marciapiedi, a mezzo le strade, davanti il portone, alla mappi da parcheggiare insieme alle piante, ne? E all'ancora non dico che studio anche quel progetto lì, andando avanti parei. Certo che per i parcheggi e le piante andaria a un consulente speciale. Già. E che potrebbe essere? Al municipio potrebbe pietarsan. Oh, chi la scherza sempre, Musi Pautas? E intanto la metropolitana diventa sempre più un segno irraggiungibile. I prezzi a Carsu, la città è sempre più sporca e il travaglio a cala. Ma secondo me, continuando parei, andranno a rabere tutti i dentisti. Perché a Dislon? Perché da Simpoc la cosa più inutile saranno proprio i denti. Dato che l'avremo più niente da mastier e per l'unica cosa che mastieremo ancora, i denti servono. Perché? Cosa non resta da mastier? Ma la rabbia, cara madama Bunin. Sa Musi Pautas che chi è la lenanga un fol. Oh, ma lenanga un fol, ma l'entira tardi e mi povera donna è un turno in ritardo per andare a piedi meno un dì in casor da scuola. Arved la ne Musi Pautas? Ma ben arvedla, madama Bunin. Tanto il professore aspetta me. Eccoci ora nell'angolo della poesia con Mario Ferrero. Alfisà di Mario Castagneri. In assai pimichen tecnic, vado avuti ogni salon e in mutura su un me pan e sei tutta sta censione. Anzi piston, anzi male biele, anzi cambia i ridutur sulla doppia compressione e sui quattro carburatori. Fasa discussioni tremende con gli amici che trovo un piola e le macchine da corsa e podria fino a pescola. I sono parkour in pista, Indianapolis, Le Mans, ragazzoni a me, anfarie e me lo sgobo come il pan. Quando certo dant la piola vado a casa, tutto infiammato, poi controllo la mia bici, tocco e dago una gonfia. Quanche superga all'Alcapè. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Ciao Rensin, kotlasket se smor. Ti farinel, cosa non frega come su me? E non fai la guerra apposta per avere la possibilità di essere dal colore che uno vuole, e gli chicca le rosse, e gli chicca le nere, e mi tu smort, la scapime fricanda d'un fricanda. Sì, Rensin, montane subito un sal cavalmat. Piuttosto dimmi, come è stato a fumna? Ma è mai possibile che da supergo a Baudicè a debbio preoccuparsi tutte come sta mia fumna? Comunque adesso, a sta me... Perché? All'era malavia? Malavia? È venuta mentre mi ero neanche ancora. Meno male che era mia cagiaco, che la provveduta a cucire l'antallet e mi sono arrivata propriamente che cercava a fare la rinverne. Ah sì? E cosa hai fasia? Hai fazia la respirazione bocca a bocca. C'è con la respirazione andò a due mia casbaso. Oh, certo che Giacu per te le proprie namis. Ma è su anche me che studio per stabilirlo. Certo che gentilezza amna fa anche me
school che mi podia in compagnia a Turin, all'accompagniamo la Kel alla sera, dato che l'aveva perduto l'ultimo pullman, l'aveva fino a pagare Kel l'Uberdi. Al di dopo, alla riaccompagniamola senza neanche una sgrafignon. Certo che avete truena mis come Giacu, la Madonna l'ha proprio giutate. Questo che ne dice una, se la Madonna vorrei giuteme, alla via Magdalena fenasse Giacu. Renzi, dammi da mente a me. Una fumna come la tua fa come superga. Butta il capello, farai anche se lasci il corno a svudunen. Ciao bella testa. Ti l'angaccia da serpente, guarda come scappa. A sarà andai a scoccare a far rinvenirmi a fumna, Oh che bel castello, Marcondi rondi rondello, oh che bel castello, Marcondi rondi ronda. Il nostro Mario Castagneri non si lascia scappare i personaggi celebri di passaggio in Piemonte. Chi sarà questa settimana? Due amici a San Contro. Ciao Giacomo, come ti stai? Sta bene, e te? Mi benone. E vede, sono Mariame. Ma scusa, chi la lì è la tua fumna? Sì, lei è mia fumna. Ma no, sì. Ma scusa, ma alla la pruca? Sì. Ma alla noi a veder? Certo. Scusa, ma alle anche sopra? Certo che alle sopra. Poi ma è un po' grassa e alle bassa. Ma alle tua fumna? Sì. Oh, parla più la forza, perché intanto è anche surda. Abbiamo riconosciuto tutti Carlo Campanini, l'attore piemontese che ha portato lo humor, la simpatia prettamente piemontese in giro per il mondo. Carlo Campanini appartiene alla tradizione del teatro piemontese e a lui chiediamo che cos'è che ricorda ancora di Torino con maggior rimpianto e simpatia. Turin e lei è il cuore. E lei gira tutto il mondo, ma Turin e lo dismencio mai. Anche perché adesso che vengo dall'Australia, a Sydney lei mangia una bagna cauda come neanche in Piemonte si mangia. E come si fa di dismencere Turin? E vedo sempre quando era ragagno, che era Morfel, che andasia al punto dal po' andò che era qui che vendio il gnaccio, qui che volevo parlare turinese e che volevo cercare di diventare anche lur alla nostra parrocchia, che disio gnaccio, benzi, vele il gnaccio, te gnaccio dammi 4 soldi, te, ciapa, 4 soldi, ma se tagli cite, c'è proprio in rancin, no, se taglio cito lo pigli nen, se taglio grosso lo posto nen, ma per 4 soldi, cosa vuoi, tutta la peglia? E chi è lei che spero di smencere queste cose? E poi a Turin è sempre una rimpatriata che fa svolente. Io vivo a Roma, ma a Roma è su un amalgamame, perché insomma non trovo neanche come a mia casa. Invece Turin, e poi delle buttare le soddisfazioni che dà, l'autor di, è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Una veiota le mi incontra e fa, oh, Monsieur Campanini, mi lo ricordo tanto, Elsa, oh, se me lo ricordo. E adesso che l'hai visto che passa il piacere, che regala una foto. Ma certo, madama, ma volentieri, vado subito a piedi. E su andai su, lei fa i 4 piani a pe, perché la censura funzionava bene, e lei portai laggiù. E va bene questa? Alla guardare, fa sì, è bella, ha una bella espressione, ma scusa, è un po' cita. Lei torna, fa i 4 piani a pe, sono torna giù e lei porta in un'auto più grande. E questa si va. Oh, questa sì è bella, tu vesti così bianca, smiancambre, bella anche la bella croata. Ahí va, questa sì, che senta, già che è tan gentile, che una daga è una più grande. Va bene, ma da vinca, guarda, mi se vado su, è più la più grande che è. E lei torna, fa i 4 piani, e sono torna giù, e la via un po' di fiatun, e dice, guarda, questa sì, è la più grande che l'hai. Lei è contenta? Ah, questa sì, va proprio bene. Che scusa, gava una curiosità.
Ma chi la mia età, insomma, alle pinan giornata, e vorrei dire, ma come mai chi chiamami la fotografia mi capisco, ste figlie che sapano un po' il tifo, che Dio se mi dai un Walter Chiari ti do 50 campanini a fare i cambi delle fotografie, ma chi la, forse io ricordo che hai persone lontane, che hai parenti caro, e chi la fa? No, che guarda, e per dire la verità, a un cusina, alle rompisse un veder, a gli den inventato la furca, mi butto la foto e così a finisse. Che soddisfazione che è l'artista. Quando al teatro si identifica l'umorismo e l'umorismo si identifica la persona teatro. Questo è stato il primo incontro con il commendatore Carlo Campanini. Dalla prossima settimana noi avremo ospite fis a nostra casa e se Dio poco. Arvezze a tutti da me e da Carlo Campanini. Ci è grato concludere la prima parte dello spettacolo a nostra ca con l'omaggio all'indimenticabile Carlo Artuffo. Signore e signori, è qui con noi Gipo Parassino nelle avventure di Tomà. Questa settimana il voto di Flipot. Anta sto mondo io di galantom, ma io ho dar berbe con il numero di matricola, di prendere un oscas na sveffiu tutti e che s'arcomac d'ambruie il terzo e il quarto per impinese il sacoce. Gli impostor pifous che l'anima giuda, che perde soldi a vendere io sopore, a fumane zampe. Che mai sfò, a quel bel marlo tripot, alle vnie morovia la donna. Ma per forza! Andio l'auta devia succedere, con chi ha il capacità di fruster cadreghe l'osto e chi la sempre sulla giustretta da mattina alla sera. Ma per quella bestia tripot, il matrimonio alle max stai incontrato. Alle mariosi, ma perché la donna portava in dote una cubbia di bœuf e una ventagna di galene. E te, non slapacciare dal controllo, alla trova culo che travagliava da terra senza tirare fuori una lira. E come che la manneia, oh? Puranta da colazione, puranta mesdè, puranta la sera. Insomma, all'ampulentava in una maniera tol che sta povera donna forse travagliet mangemol, alla pinampo di ste treccia era deve cugesse. Il dottor che la visitola era detto che aveva l'organo deperito e che era grave. Allora Fripot arrepiai una specie di rimorso. E adesso stiamo ben a santi che vanno a buona. Surprivost, ogni tanto andava a trovare la manovia per fare curaggi. Allora Fripot era più il surprivost da una bonda, era degli. Casanta na sortirò, se la mia donna vares, mi fa un botto. E più per che l'abbia in tre stole va davantlo e i sol che ciapo assuntei per la gesia. E ben vi ricordi, da quel di lei la donna a sebitosi a stenei. E da ziot alle guaria. Passa in mais, passo due, Fripota si era desmentiosi del vut. E già, in certe cose la memoria curta, ma sul prevost alla pensa ben a ricordello. Fripot, i vut bisogna montagne. E ben, rispondì Fripot, Marco le vaga al mercò, vandur bœuf e porto i soldi. Quando le arrivai il Marco, all'andai tante a stola, era desta carbœuf, poi alla piana sesta, riabitai in 30 cubbia di galline e sentos nel mercò. Arrivò là un negoziante vedendo a bestia alla ciamoie. Voi rides bœuf? 3.000 lire, hai dis Flipot. Il negoziante slarga gli occhi. 3.000 lire? Ma 3.000 lire è troppo poco. No, proprio paraia, di Fripot. Ma con il bœuf ha bisogno di coccatena cubbia di galline. E lì la tirai fuori dalla cavogna. Senza il galline mi avannan il bœuf. Ma voi del galline, dice il negoziante. 3.000 lire, hai risposto Fripot. Cusquile moda pensare il negoziante. A vendere bœuf il prezzo del galline e le galline il prezzo del bœuf. Ma poi, visto che il contratto gli conveniva, era catà bœuf e galline e sendosne. Ma Fripot, voleva pas mat, no, anzi, tutto, perché appena che arriva al paese, le andai 3 da sorprevosta, le arrancò 3 biad da mela e le digli,
Sortirò, assumerne qui a pagare i miei debiti. Ecco il ricavato della vendita del bue. La coscienza l'era posta. Ah no, mon birbon. Ma devi capire che rasa dell'ambruglio un cuore al fripot.